Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Andiamo al video. Questa vista è meravigliosa. Ogni giorno che passa, sempre di più. E poi c'è il fatto che, a seconda di come cambiano le condizioni meteorologiche, l'immagine sembra sempre diversa. Una cosa imbarazzante. E così, ogni giorno che percorro queste strade, che faccio queste curve, è ancora più bello. Lo giuro, sono quasi innamorato. Torno a casa, anche se ho avuto una giornata un po' così, un po' più nervoso, torno a casa in mezzo ai bambini, in mezzo a mia moglie e poi apro la finestra. Bello, meraviglioso. Con i bambini in macchina ascoltiamo la musica, ma a casa la ascoltiamo e basta. Lascio sempre YouTube acceso. Quindi giochi con la palla, con i colori, con tutto. Ma sotto ci deve essere la musica, altrimenti non è casa nostra. Li svegli tu o sono loro a svegliare te? Miriam è mia moglie, intelligente, come tutti diciamo. Quindi li ascolto mentre cambiano, li ascolto, ma sono ancora sdraiato, ci metto circa 10 minuti per alzarmi. Invece, quando Miriam veste Sofia e vanno a fare colazione, mi alzo anche io, cioè alle 7:10. Anch'io mi alzo. Caffè. Inizialmente non mangiai. Ho bisogno di questo momento per avere fame. Caffè e poi terrazza. Mi fermo sulla terrazza e rimango lì per 5 minuti. Se c'è il sole, guardo il sole. No, lo giuro, è uno dei momenti più belli. Non sono abituato a svegliarmi alle 7. Ma anche quando andavo a scuola, non mi svegliavo alle 7. 3:50, mi svegliavo alle 7:30 per andare a scuola. Ero a 100 metri dalla scuola, quindi non ci ho messo molto. All'inizio la sveglia era impostata alle 6:50 perché dovevamo anche abituarci alla strada, giusto? E noi non sapevamo niente. E così ci siamo svegliati alle 6:50. Oh, mamma! La prima volta che ho alzato la saracinesca e ho detto no, bellissimo. Bellissimo. L'alba è stata spettacolare. Il tuo bambino immagina già cosa vorrà fare da grande? Lui è follemente innamorato del calcio, ma in modo incredibile. Per me è importante che lui faccia sport. Se è felice, dovrebbe fare ciò che gli piace. Lui è libero, lo lascio libero. Voglio che i miei figli facciano sport per la loro crescita complessiva. Perché con lo sport, secondo me, si impara a rispettare gli altri, a relazionarsi con gli altri bambini, a condividere, a superare le difficoltà, anche con le altre persone, con tutti. E anche con te stesso. Perché lo vedo. Deve essere perfetto. Lui vuole distinguersi. Va bene, ma devi capire che puoi commettere errori. In realtà, commettere errori è ciò che ti insegna a crescere. Lo dico ogni giorno. E poi lui, dato che è sempre stato molto grande, dato che è sempre stato molto intelligente, davvero molto intelligente, e quando aveva 3 anni, a noi sembrava che ne avesse già 6 o 7. E a volte lo trattavamo come se avesse 6-7 anni. Ma poi ho pensato, ha 3 anni. Ma anche adesso. Se io e i miei amici andiamo a cena, lui può venire senza preoccupazioni. Lui è sempre stato così, si vedeva fin da piccolo. Ma quando ha fatto, diciamo, un cambiamento, è stato dopo il campionato europeo. Da quel momento in poi è cambiato. Sono tornato dopo 40 giorni ed ero un bambino diverso. Competitivo a un livello imbarazzante. Ma lui mi sfidava sempre, a 3 anni. Lui è buono, molto dolce, sorridente, birichino. Un ragazzo di strada. Per me è sufficiente che siano felici, poi possono fare quello che vogliono. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una luce nei loro occhi. Ma dovrebbero anche essere grati per ciò che hanno, per ciò che non hanno, per ciò che vogliono e per ciò che non possono avere subito. Tutto in una volta non aiuta nessuno. Quindi adesso è difficile. I bambini ora hanno tutto. In altre parole, tutto e niente. Avevamo tutto. Avevo tutto. Una buona famiglia. Una famiglia che mi amava. Il 99% di ciò che vedi sui social media sono bugie. Quando mi sono infortunato agli europei, ho ricevuto il sostegno di molte persone. Ho avuto molto sostegno alle mie spalle. Ma se non ti senti bene con te stesso, non c'è molto che tu possa fare. Ne fai ben poco. Nei primi 3 mesi dopo l'infortunio ero emozionato e impaziente di tornare più forte di prima. Poi il buio. Ecco la depressione. I bambini sono stati sicuramente una medicina naturale, così come mia moglie. Abbiamo i miei amici che vengono sempre. Non andavo molto spesso a Foligno. Ma in quei mesi andavamo sempre, scappavamo sempre a Foligno.
So che questo è sia un mio pregio che un mio difetto. Ma sono davvero una persona testarda. Voglio dire, quando mi sono infortunato ho detto, tornerò tra 4 mesi. Dopo 4 mesi ne avevo esattamente 2. Infatti ho avuto addirittura una frattura alla testa. Non ricordo cosa è successo prima. Tante cose. Voglio dire, sono andato al campeggio, ma non ero io. Voglio dire, ero lì, quindi durante il giorno ho iniziato a ballare, ad essere felice, ma non mi sono aperto. Era difficile starmi accanto perché non volevo. Ero entrato in protezione. Dopodiché ho fatto una piccola chiacchierata con il mio allenatore, il medico, e ne avevo bisogno. E poi è arrivata mia moglie. Ho incontrato anche dei bravissimi psicologi che ancora mi seguono. Non c'è niente di male nel chiedere aiuto. Questo mi ha aiutato molto, ma anche dopo aver iniziato a giocare, perché avevo momenti. Voglio dire, tornavo sempre lì. E il ritorno in campo è stata la luce alla fine del tunnel. Non avevo paura, non ho paura di niente. Quindi sono stato abbastanza fortunato da vincere appena tornato. E poi ho detto che l'anno dopo era stato un anno positivo. Appena ho saputo che il mister Conte avrebbe firmato per il Napoli, ho detto vado al Napoli. Finito. Senza una telefonata, senza niente. Ho detto vado a Napoli. Fin dall'inizio ho pensato che avrei potuto fare molto bene perché la squadra era già forte. Allora ho capito che con l'allenatore sarei diventato ancora più forte. Ed è positivo che le cose stiano andando bene. Lascia un mi piace al video così YouTube potrai avvisarti dei prossimi video del canale. Grazie. Continua. Scudetto? Sì, credo di sì. La seconda parte della stagione non è ancora finita. Sappiamo di aver perso punti, quindi dobbiamo prepararci bene per la seconda. C'è anche la Champions League. Dobbiamo prepararci a vincere tutto. Lautaro Martinez dà il tono all'Inter. Qual è la tua opinione, fan? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!